Fin dalla primissima audizione di X Factor è che quando sei davanti al pianoforte è come se fossi la persona più tranquilla del mondo, è come se non ci fosse nient'altro. So fingere bene, quindi. Non è così? So che attore. Qual è il tuo primo ricordo davanti al pianoforte con il pianoforte? Io allora non mi ricordo esattamente, però sicuramente ho incominciato prima a cantare di suonare il pianoforte. E ho fatto qualche primo saggio, qualche prima esibizione e poi mi ricordo che dagli ultimi anni delle elementari ho cominciato a mixare un pochino di studi di pianoforte, però non ho mai smesso di cantare, ecco. C'è un motivo specifico? No, cioè, a posteriori sono molto contenta perché, cioè, guardate che bello questa cosa qua, che bello, costa come un appartamento. È una roba molto sinergica, comunque la musica è musica, e quindi se uno canta e in più anche suona, e in più gli piace fare qualche movimentino per sentire comunque il senso del ritmo, è tutto sinergico, no? E quindi è stato strumentale per me strumentale lo strumento, saper suonare il pianoforte, anche poi nel mio sviluppo proprio artistico e adesso di scrittura, ma anche di performance, di interpretazione, di tutto quanto, come un compagno, no? Mi ha stupito della tua storia che a un certo punto hai per un periodo abbandonato l'idea di fare musica e addirittura ti sei specializzato in finanza. Ma la musica non l'ho mai abbandonata, diciamo che non era, ma in realtà non è mai stato il main focus. Allora, in realtà io ho voluto fare il direttore d'orchestra anche, ho tanti sogni, volevo fare quello, il chirurgo plastico, il filosofo. Ho scritto una canzone. Pierci, ma in realtà Pierci è entrato, è uscito ed è rimasto Pierci uguale, forse sono cambiato agli occhi di alcune persone, però io sono sempre rimasto uguale, sono sempre la stessa persona, cioè anche che ne so, agli occhi dei miei genitori, che sono le persone che vogliono più bene in assoluto, così, è stato come una legittimazione, no? Cioè io dicevo, guarda che io sono convinto di poter fare questa cosa fatta super bene e se mi impegni tutto quanto. Loro si fa sì ok bravo sì. Una volta che però mi hanno visto lì, hanno visto anche la reazione dei giudici, delle persone, i commenti, così hanno forse anche loro realizzato che non lo so, che ci posso provare sul serio, ecco.